È stato un drone dei carabinieri a trovare il cadavere di Carla Bastarolo Visentin, la 73enne di Loreggia che era scomparsa da sabato 13 in Sardegna. L'anziana si trovava in vacanza col marito e due nipoti a Cala Lupo, nel nord dell'isola. Il suo corpo è stato rinvenuto anche col supporto di unità cinofile del gruppo dei cacciatori di Sardegna in una zona impervia, difficile da raggiungere e con vegetazione intricata, tanto da rendere necessario l'uso di una motosega per tagliare i rami. Si trovava a poca distanza dalla residence che era stato scelto dalla figlia in quanto considerata una struttura chiusa e protetta. L'anziana infatti soffriva da qualche tempo di problemi di memoria. Sabato scorso la signora Carla aveva detto al marito che usciva per stendere un vestito. Di lei però si sono perse le tracce. Le ricerche sono iniziate domenica concentrandosi nella zona di Calalupo con dispiegamento di forze dell'ordine e protezione civile che hanno utilizzato anche motovedette e sommozzatori. Nelle ultime ore le operazioni si erano estese anche alla zona di Capofalcone e alla costa ovest fino al tragico epilogo. È una tragedia per la famiglia prima di tutto e per la comunità. Abbiamo sperato fino all'ultimo in un epilogo diverso, mi hanno chiamato mezz'ora fa e non ho ancora avuto modo di contattare la famiglia. Approfitto di voi per poter portare davvero la vicinanza di tutti e il sostegno per quanto possibile, per quanto avranno bisogno di tutta la comunità di Loreggia. Questo a nome mio, a nome della mia amministrazione. Spiace soprattutto perché è un momento che doveva essere un momento di gioia, so che era in riposo, in ferie con i nipotini, si sia tramutato poi in un momento così triste per tutta la famiglia. La figlia di Carla Bastarolo Visentin, titolare di una cartoleria aresana, ha raggiunto in queste ore la Sardegna. Sarà l'autorità giudiziaria a fare chiarezza sulle cause della morte e su come abbia fatto la donna a raggiungere quel luogo impraticabile dove è stata trovata senza vita. La presenza del comune è assicurata, loro basta che ci chiedano e tutto quello che sarà possibile fare per collaborare, per aiutare e sostenere in questo momento tragico, il comune c'è.